Questa è Piazzetta Colonna. Ci troviamo a Padova, infine via Altinate. Questa piazzetta non si trova ad un incrocio di vie, non ha monumenti di rilievo e nemmeno gli edifici che la circondano si affacciano su di essa. Per capire il senso dell'esistenza di questa piazza bisogna andare indietro nel tempo a metà del Seicento. In quell'epoca imperversava a Padova un gruppo di banditi capitanati da Francesco Santuliana. Oltre ai furti e agli scippi erano dediti a assaltare le imbarcazioni che scorrevano lungo i fiumi del Padovano. All'epoca della Serenissima il trasporto fluviale era particolarmente importante. Merci e persone venivano trasportate prevalentemente via fiume. Assaltare queste navi non era quindi un semplice crimine, ma un attacco alle infrastrutture e alla Repubblica stessa. Per questo motivo il podestà di Padova aveva messo una taglia enorme sulla testa di Francesco Santuliana, rendendolo il criminale più ricercato di Padova. Ma nonostante gli sforzi non lo riuscivano a catturare e continuava nei suoi assalti. Questo continuò fino al 1666, quando Francesco Santuliana, capendo che le cose stavano mettendosi male, decise di scappare da Padova, probabilmente cambiando nome. La città di Padova, nonostante la sua scomparsa, il 22 marzo del 1666 decise di demolire la sua abitazione. Venne posto un divieto eterno di costruzione e collocata una colonna che dà il nome alla piazza, ora scomparsa, come monito alle future generazioni.